Amici bellini, gol a grappoli da parte dei nostri nazionali. E meno male, perché sono giornate in cui si contano quelli che cadono, i caduti. Ecco, non vorrei dirlo in un altro modo perché non è il caso. Però se anche da quell'altro frodo, perché leggevo insomma l'intervista a Gattuso, insomma, benvenuti sul canale perché siete tornati in grande spolvero. Facendo il video così io non guardo, sembra che sto guardando giù, ma in realtà guardo voi. Guardiamoci nell'anima. Gli argomenti sono tutti i gol che fa il Napoli in ordine, poi gli infortuni perché c'è stato quello di Bremer che dà un pochino di ansia un pochino a tutti. E vabbè, Neymar, Højlund, andiamo per ordine. Allora, mi sembra che ieri, grazie a tutti quelli che hanno visto il video su Mainu, o ora o Mainu, però al di là di quello, subito dopo io faccio il video, sapete, no? Quindi ecco perché anche i video noturnissimi hanno motivo di esistere. Perché? Perché succedono cose e quindi io avrei dovuto aspettare poi il gol di McTominay e il gol di Højlund che sono avvenuti ieri. E nella descrizione di questi gol, perché non devo dare sempre per scontato che tutti sanno tutto e tutti stanno così, come notizia. Højlund fa un gol, questa volta non è un tap-in, questa volta è un gol di opportunismo perché approfitta di un retropassaggio del difensore, intuisce dove andrà il pallone, anticipa il portiere in uscita, quindi con un tocchettino, il minimo tocco che serviva per far gol. Quindi un gol di ottimismo, l'ottimismo degli attaccanti, un tema caro a palo del genere. I difensori devono essere pessimisti, devono sempre pensare che la palla può finire là per metterci una pezza, mentre gli attaccanti devono essere ottimisti, devono sempre andare e sperare che il pallone finisca proprio nella loro zona. E quindi un altro gol per Højlund, siamo arrivati, io poi fammi vedere perché gli amici bellini mi mandano sul gruppo Telegram anche i gol e le cose, non lo so se ve li posso far vedere perché rischiamo, però per esempio questo è un gol, no, questa è un'altra cosa, questo è un regalo, una dedica al mio amico Nick. No, siamo arrivati tipo a 7 gol e assist da quando Højlund è venuto con noi, tra nazionale e tutte le cose, quindi tra nazionale e Napoli, mentre Kevin è arrivato a 11 su 11 tra gol e assist e cose varie. Controllo perché il tema è anche quello, io ho scritto uno di qua, uno di là, uno di qua e uno di là, perché Kevin li sta alternando tutti. Ovviamente quando uno poi diventa specialista se lo studia, no? E quindi è importante tenere presente anche questo. Però mi piace che perché quando poi un attaccante fa gol sul rigore, uno gli fa la pulce e dice sì, vabbè, però ha segnato sul rigore, levagli i rigori, quanti gol fa? E ci sta come discorso sugli attaccanti. Højlund sta facendo tutti i gol da attaccante, da rapace d'area di rigore, quindi giusto, ottimo, perché quelli sono gol che servono e ti serve la punta fresca, la punta che va, che c'ha istinto. I gol sul rigore però da un centrocampista sono importantissimi perché senti di avere in squadra uno specialista. Ricordiamo che in carriera non è che ne abbia tirati tantissimi De Bruyne, ma anche perché probabilmente aveva altri specialisti con il City o anche col Belgio all'epoca che gli erano davanti forse nelle gerarchie, però mi sembra uno abbastanza freddo che anche quando aumenta il tempo di attesa col pallone in mano non si smuove proprio, la sua esperienza si fa sentire, non è questione, ma lo stai gufando, il prossimo lo sbagli, non è questione, è questione che 4 su 4 è una notizia. E non si fanno le pulci sul centrocampista perché ha segnato, vabbè, ma segno solo sul rigore. Che significa? Il centrocampista potrebbe anche non segnare proprio. E qua mi ricollego a McTominay. Vedi come poi mi ricollego a McTominay. Ma io sono contento e dovete lasciarmi like per la contentezza, perché se in queste giornate fauste, sebbene io sia esauste, questo era un altro film, in questa giornata fausta, sebbene sia esausta, me lo potete scrivere nei commenti perché è più difficile. McTominay, perché Højlund segna, tutto a posto, McTominay segna,
stop di petto e tiro al volo di sinistro, una palla anche sporca però entra, e non esulta. Infatti io in copertina metto la felicità di Højlund, fresco, lui giovane, che l'acne se n'è andata, bellissimo. De Bruyne molto serio, tra l'altro gli sta benissimo la maglia azzurra del Belgio. E poi McTominay invece corrucciato perché non ha esultato al gol e mi ha dato quella sensazione proprio che lui è come se stesse soffrendo. Io ricordo, lo ricorderete benissimo anche voi, un Hamsik che fece un'esultanza proprio come a scrollarsi di dosso, un po' di sfortuna, un periodo in cui Hamsik non segnava per parecchie partite, al primo gol fece proprio così, c'è l'uomo a gol, e perché così? Secondo me McTominay la vive proprio come attaccante, a differenza di altri centrocampisti. Tutti adesso si sono divertiti a fare anche il paragone con i numeri di McTominay dell'anno scorso, alla fine vai a vedere, cambia veramente pochissimo. McTominay nella seconda fase della stagione che ha cominciato a segnare a grappoli anche lui, e meno male. Però è come se lui si fosse abituato a essere l'MVP, a essere anche il puntero della squadra. Nel momento in cui ti viene a mancare Lukaku, McTominay forse, mo faccio anche più gol. E invece, non avendoli fatti, ma non tanto perché li farà, è una questione di brillantezza, di arrivarci meglio, perché ci è arrivato, sta riempendo l'aria. Quindi non mi preoccuperei sotto questo punto di vista, mi preoccuperei più per la tenuta difensiva, e ci arriviamo. Quindi come se McTominay con rabbia abbia segnato e con la voglia forse di tornare a Napoli e di farne uno, non vedo l'ora di farne uno anche con noi. Quindi molto bene, molto bene. E io sono contento, i like che vi chiedevo e la contentezza perché siamo quasi alla fine. Domani Meret, Di Lorenzo, Spinazzola e poi basta, chiudiamo. Oggi ha giocato anche Anghissà, se l'è giocata tutta, credo nessun problema. E sta giocando ancora Elmas, non avevo visto un grande punteggio SofaScore su Elmas, ma penso poca roba, io posso fare un controllino. E mentre De Bruyne, uno l'ha segnato dall'altra parte perché li ha alternati finora, il secondo il portiere aveva intuito ma la tira bene, la tira bassa, e quindi dato che studia, Kevin, il prossimo sorprendici, non li alternare, ma botta centrale, una cosa del genere, perché poi non lo sappiamo. Cose così, però molto bene, e McTominay non si deve preoccupare di queste cose. Quindi il discorso dei gol aumenta il numero di gol potenziale in rosa, quindi questo è un discorso che forse Conte non potrà fare più, e ci fa anche piacere perché a noi non interessa se Conte poi cerca scuse, non le trova o le trova. A noi ci interessa che poi nel Conquibus la squadra sia forte e risolva tutti i problemi. Pare che abbiamo messo più gol in rosa, perché se hai uno specialista dei calci piazzati, specialista dei rigori, arrivano più gol. Se Anghissà non smette di farli, se McTominay ricomincia a farli, ci sono quei gol. Aggiungi dei gol della punta finché non torna Lukaku. Lucca poteva essere comunque un finalizzatore. Hai messo un Elmas che qualche gol probabilmente lo farà. Aspettiamo gli altri, perché sappiamo che da Politano ne arrivano pochi, chissà quanto giocherà Neres, Lang, quindi vediamo lì. Però nel frattempo c'hai due di quelli della squadra titolare che possono darti delle garanzie, e per come è cominciato questo campionato il Napoli si è avuto, perché invece di essere super chiuso in difesa, grande difesa e poi facciamo il golletto così, Napoli ottimo in fase offensiva, più gol fatti e qualche gol in più subiti. Ecco perché io vado in freva tantissimo dell'infortunio di Lobotka, perché è vero che adesso altre squadre, ho letto Castellanos, ho letto di Bremer, altre squadre, il Milan ha avuto parecchie defezioni, piccoli problemini qua e là, Ken è saltato, insomma molte squadre stanno soffrendo questa sosta delle nazionali e torneranno un pochi con delle defezioni. Noi però soffriremo quella di Lobotka, perché Lobotka non lo possiamo liquidare come il regista così. Sì, è metronomo, è il regista, ma fa anche spesso una fase difensiva importantissima che sarà chiamato Gilmour a farla, saranno chiamati altri giocatori ad accorciare di più, a essere più, magari a fare un pochino più di sacrificio per dare una mano, perché quando c'hai Lobotka, tu compagno di squadra, probabilmente pensi anche, vabbè,
Lobo, ci pensa Lobo, e invece no, ci dovrà essere probabilmente anche un aiuto da parte di tutti quanti, e quindi McTominay, lo so, vuoi segnare, però dai una mano al tuo compagno scozzese, se sarà lui, perché noi dobbiamo ancora parlarne di questa situazione qua, come ovviare a quelle che saranno le assenze, un minimo di turnover preventivo per capire le prossime partite, insomma il tour de force. È ancora presto per parlarne, serve la partita di domani dell'Italia, e così una volta per tutte ce li togliamo da mezzo e speriamo, e veramente lo dico con onestà, non perché poi anche i fantacalci si rovinano, non mi fa, cioè io nel chiuso del nostro privato, nel gruppo Telegram, mi diverto, ogni tanto arrivano le notizie, vabbè, cioè, ma bonariamente alla fine è un peccato per tutti, perché gira e capita anche a te, quindi non va bene esultare per le defezioni degli altri, non va bene, mi dispiace, il famoso Totò che dice quando mi dispiace, e invece no, dobbiamo essere seri e sperare di avere un bel campionato che sta mandando per fotografie a raffica. Haaland, ok, sta mandando tutte i rigoristi che erano al City, evidentemente, vabbè, con Holland come fai? C'era Julian Alvarez pure, qualcuno l'ha tirato Mahrez, Sterling li tirava, Gabriel Jesus, vabbè, ci sta tutta, anche Mahrez, sì. Comunque, questo è quanto. Fabrizio Romano ha parlato di nuovo, ha accennato al fatto che Neymar poi era stato offerto a Napoli, ma non era che il Napoli ci aveva pensato, gliel'avevano offerto come ci avevano offerto Grealish e tanti altri, ma il Napoli ha virato, perché poi c'erano stati anche altri problemi fisici, ha virato poi su altre cose, e credo che una stella ti puoi permettere, non Neymar e De Bruyne, e che cos'era? È proprio un cambio di filosofia pazzesca, e invece no. È giusto pensare anche al futuro, è giusto pensare anche ai giocatori più giovani per le prossime generazioni, quindi va benissimo De Bruyne, che è integro e serio ed è atleta fino alla fine. Neymar si è fatto anni là in Arabia, poi è tornato alla fine in Brasile, purtroppo, perché Neymar è un giocatore che non si può guardare proprio per tecnica estro, capacità di infiammare anche uno stadio, ma 5 anni fa, 6 anni fa probabilmente, non più. E quindi mi tengo molto stretto Kevin, ma proprio alla grande proprio, e penso questo sia tutto. Poi si parlava, lo stesso Fabrizio Romano ha parlato del riscatto di Højlund, che insomma si aspettano tutti che il Napoli affondi su Højlund per il riscatto. Io sono convinto che si debba fare, e si debba fare al più presto possibile, ma tanto le cifre quelle sono, non è che poi aumentano, a meno che non ci siano delle cose, se fa 50-500 gol me lo devi pagare di più, non lo possiamo sapere. L'importante è che non vi facite, ma non sudate. Va bene, abbiamo finito, domani è l'ultima, Meret non si sa se gioca, perché tanto gioco Donnarumma. Di Lorenzo probabilmente gioca sempre, un po' braccetto, un po' terzino. Spinazzola, vediamo, bello che è entrato comunque, si era mangiato un gol, però poi ha fatto l'assist. Non c'è bisogno di metterlo da New York. Valerio Fluido è tutto, fateli riposare che dobbiamo vedere le cose nostre. Voi lasciate i like e ci vediamo prestissimo.